Prova? Prova? Buon pomeriggio dal Palamarchetti di Rovereto, dove per la sesta giornata di ritorno della Serie 2 Elite Girone A si affrontano le formazioni dell'Olimpia Rovereto e del Real Fabrica. Partita importantissima per entrambe le formazioni, anche alla luce dei risultati odierni e di ieri, che hanno un po' scombussolato varie cose nel girone A, che rimane sicuramente un rompicapo per tutte le formazioni partecipanti. Le formazioni che sono scese in campo agli ordini degli arbitri Alessandro Stoligo e Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto, con cronometrista Daniel Fior, anche lui di Castelfranco Veneto. Real Fabrica con maglia giallo fluo e pantaloncini e calzettoni neri. Schiera col numero 22 Relandini, 7 Sbarra, 9 Nathan, 10 Dani Vega, 11 Frugerio, 12 Giove, 15 Debetio, 16 Triglia, il bomber della formazione di Lucchetti, 20 Martinez, 21 Spentella, 23 Candic, col numero 1 Dario Malatesta, il mister, come abbiamo detto, è Luca Lucchetti. L'Olimpia Rovereto risponde col numero 13 Santoro, 2 Amin Mufakir, 4 Festini, 5 Silon, 6 Tiago, 7 Samu Fakir, 10 Rafinha, 11 Chemotti, 14 Bazzanella, 17 Onzaka, 77 Fusari e 35 rientrante portiere Leonardo Ceschini con mister Sapigno. Gara iniziata da 24 secondi. Ci scusiamo per il piccolo inghippo tecnico dei primi istanti di entrata in campo. Comunque siamo riusciti a tornare per raccontare questa partita sicuramente molto attesa e importante per entrambe le formazioni. Come abbiamo già detto, Santoro intanto cerca il passaggio per Rafinha, palla però esce il fallo laterale. Rafinha avverte il portiere che forse era meglio un'altra traiettoria. Intanto attenzione a Triglia che appoggia il pallone all'indietro, poi Martinez, che è il capitano della formazione di Lucchetti, palla recuperata da Santoro. Ricordiamo che all'andata vinse il Real Fabrica in rimonta 3-2 in proprio campo. Silon chiuso, palla poi contrastata fra Silon e Triglia, che sono i due migliori realizzatori delle squadre oggi in campo. La rimessa laterale è affidata a Martinez, che appoggia il pallone dalla parte opposta. Lo scambio, attenzione, intercetta Rafinha, poi prova ad andarsene Fusari, chiuso il calcio d'angolo da Zebetio, che riesce a rimontare il tentativo di fuga del numero 77 di casa. Calcio d'angolo che va a battere Rafinha, passaggio indietro per Silon, che traspazza Silon per esplodere il suo sinistro. L'ultimo tocco è il suo dopo la respinta di Triglia, quindi entra intanto Frigerio. Attenzione alla rimessa, tocca all'indietro, a botta di destro da parte di Stentella, poi Frigerio dà il pallone direttamente a Relandini, lancio in profondità che trova Triglia attaccato da Tiago, arriva nel soccorso anche Silon per fermare il numero 16 avversario, prova a ripartire l'Olimpia, Silon in mezzo per Fusari, poi Rafinha che cambia gioco verso Tiago, che non riesce ad arrivare però sul lancio del compagno. E quindi si riparte con la rimessa per la formazione laziale che va a effettuare Debetio. Lo scambio col compagno di squadra, quindi lancio in avanti di testa Rafinha verso Silon. Silon che viene chiuso da Martinez, questa volta chiuso da Rafinha. Parte Fusari sulla sinistra, passaggio in direzione di Silon. Sul secondo palo, e l'Olimpia passa in vantaggio dopo 2 minuti e 2 secondi. Con la combinazione vincente sulla sinistra e il passaggio
Milan che ha trovato Thiago libero sul secondo palo. Porta in vantaggio la formazione di Sapigna. Dopo 2 minuti e 2 secondi la rete di Thiago. Si riparte quindi con Martinez in avanti, ruba palla a Debecchio, poi la parata di Reandini sul tiro da fuori di Rafinha. Reandini che invita compagni ad usare la testa, Usari, poi Silon, cerca di andarsene firmato però da Martinez che tocca per Triglia, ancora per Martinez, però non si completa il passaggio fra i due giocatori, la palla termina direttamente a fondo campo. Rimessa affidata a Santoro. Di Silon che trova uno spazio ancora per Thiago, il sinistro di Thiago, Relandini dice di no. Calcio d'angolo battuto dallo stesso Thiago, dietro Rafinha ancora Silon. Palla collocata all'incrocio dei pali dove Relandini non può arrivare. E a 2,35 l'Olimpia raddoppia con la rete firmata da Kylian. Due a 0 Olimpia che è partita con il piede sull'acceleratore, prova, perde palla ancora De Vecchio con Silon! E sono 2 minuti e 45, Uragano adesso vive i primi minuti. Rafinha invita tutti a stare però tranquilli perché è ancora lunga la partita. Si torna quindi con la palla al centro per la formazione in giallo-nero, è stata superata 3 volte in poco più di 2 minuti e mezzo. Partenza shock per la formazione di Lucchetti, che ricordiamo dopo un periodo negativo, però nell'ultima giornata addirittura ha vinto con un potente 7-1 a spese del Montegrappa. Intanto Rafinha, poi si scontrano Thiago e Triglia, ovviamente involontario, la rimessa è comunque per la formazione ospite, il tocco indietro del Becchio chiuso da Bazzanella che è entrato in campo al posto del Silon, ancora il tentativo di De Becchio, palla però arriva su di Fusari, attenzione perché usa il pressing, poi la palla è uscita in fallo laterale per la rimessa della formazione del Real Fabrica che prova a spingersi in avanti, il passaggio però di Martinez non trova compagni e sarà rimessa per Santoro, cerca compagni liberi, trova Bazzanella che è retrocesso, poi ancora Rafinha contrastato da Triglia che sta lottando su tutti i palloni, poi 3 cambi addirittura operati da Lucchetti con l'ingresso in campo di Dani Vega col numero 10, col 7 sbarra, e il terzo è Frigerio, che è il numero 11, ancora un lancio senza perfezione, si riparte con la rimessa laterale per l'Olimpia, in campo intanto Amin Fakir per Fusari, lancio lungo di Santoro a cercare Bazzanella che va a recuperare il pallone in seconda battuta, e scambio con Rafinha, poi ancora palla per Thiago, quindi Bazzanella che riceve da Rafinha, palla larga per Amin Mufakir, quindi ancora Rafinha e Thiago attaccato, ma Rafinha riesce ad andare sul binario di destra, la chiusura regolare da parte della scivolata del giocatore numero 7 della formazione del Real Fábricas Barra, che ha tenuto fede al suo cognome fermando proprio l'avanzata di Rafinha. Rimessa di Thiago che serve Santoro, in avanti Santoro, visto che ha spazio libero, serve Amin Fakir
Perché non la può dare Santoro, da Bazzanella scambia, chiuso, riparte Triglia attaccato da Bazzanella, quindi riesce a guadagnare anche la rimessa laterale facendo carambolare il pallone sul numero 16 del Real Fabrica. Tiago ha ricevuto da Rafinha e serve a Min Mufakir. Poi passaggio in avanti, buona l'apertura di Bazzanella per Tiago. Tiago che ha un po' un problema a controllare il pallone, quindi recupera la difesa del Real Fabrica, lasciando solo la rimessa laterale al giocatore numero 6 dell'Olimpia che oggi ha aperto le marcature e poi è arrivata la doppietta di Silon. Passaggio largo per Amin Mufakir. Amin Mufakir di nuovo indietro a Rafinha, poi ancora Tiago. Passaggio in mezzo, Bazzanella, poi Tiago prova col destro. Palla abbondantemente larga, si ripartirà con la rimessa del portiere Relandini, tra l'altro autore di un gol nell'ultima partita vinta proprio, come abbiamo detto prima, con Montegrappa. Si spinge in avanti la formazione del Fabbrica, attenzione al lancio di Frigerio, fortunato Bazzanella perché senza accorgere si ha respinto il pallone di testa con la nuca. Tanto Rafinha, Bazzanella col sinistro, deviata e parata poi da Relandini. Riparte Frigerio, Frigerio che allarga il pallone per Dani Vega, ancora indirizzato su Triglia. Di nuovo Frigerio attaccato da Mimmi Fakir, lo scambio corto con Dani Vega attaccato anche da Rafinha, pressing altissimo fuori Rafinha dentro Fusari. Amin Fakir batte la rimessa laterale proprio affidandola all'ex Genzano. Passaggio ancora in profondità, Bazzanella attaccato da Dani Vega, ultimo tocco del numero 14 rossoblu, rimessa a Real Fabrica che riparte con Frigerio e Dani Vega. Dani Vega serve il pallone su Triglia, vanno a terra sia lui che Tiago, si prosegue. Poi mettendo a turbo Fusari, Tiago cerca probabilmente Bazzanella sul secondo palo, anticipato però dalla difesa giallonera, calcio d'angolo per l'Olimpia, che lo stesso Tiago va a battere dopo 5 minuti e 28 secondi di gioco del primo tempo, 3-0 per l'Olimpia Rovereto. Fusari, palla larga per Tiago, Tiago Amin Mufakir, Amin Mufakir cerca compagni liberi, trova Fusari nelle retrovie, Fusari che appoggia il pallone largo ancora per Amin, Amin Mufakir che finisce prima, è tutto regolare, si prosegue con Amin Fakir che prova ad andarsi a recuperare il pallone, duello rusticano con Sbarra, poi il fallo di Fusari, dovrebbe essere anche il primo fallo del match, quello del numero 77 dell'Olimpia Rovereto. Si riparte infatti col calcio di punizione a favore del Real Fabrica. Il punto di battuta Dani Vega. Tentativo di Sbarra, questa volta chiuso da Mimmi Fakir. Rimessa, no, calcio d'angolo, l'ultimo tocco è stato di Amin Fakir per il primo arbitro Soligo, quindi sarà corner entrato intanto a San Fakir, essendoci entrambi i fratelli in campo, li chiameremo per nome ovviamente quando saranno in possesso palla. Calcio d'angolo che va a battere Triglia, palla un po' troppo lunga per tutti i compagni ed è rimessa laterale per il team di casa con Fusari che appoggia all'indietro per Hassan, lancio lungo in una zona però dove non ci sono compagni, chiede la deviazione Fusari, non è dello stesso avviso l'arbitro, rimessa laterale quindi per la formazione del Real Fabrica, il passaggio all'indietro per Dani Vega, è entrato in campo di nuovo Silon, intanto lo scambio Frigerio e Sbarra, poi lancio in avanti, uscita di Santoro che manda il pallone in soffitta per evitare problemi alla propria porta e quindi si ripartirà con la rimessa laterale a favore della formazione di Lucchetti. La rimessa effettuata da Dani Vega che ha dato a Sbarra, poi palla larga per Frigerio, cerca la parallela, trova la chiusura di
Usari, poi ancora Dani Vega, affrontato da due avversari, salta Bin, mette la palla larga, attenzione, ancora il tentativo di Sbarra che prova a puntare Silon, Silon però non cade nel trabocchetto e con la punta del piede manda in fallo laterale dopo 6 minuti e 48. Olimpia avanti 3-0 con la rete di Thiago e la doppietta di Silon. Rimessa per la formazione del Real Fabrica, tocco all'indietro, Dani Vega direttamente al proprio portiere Relandini. Relandini che prova il lancio lungo, il colpo di testa, entrato intanto Rafinha di nuovo in campo per l'Olimpia. Hassan Mufakir, non c'è più Amin. Vediamo il lancio ancora di Silon. Usari riesce a arrivare prima, poi però si accende una mischia della difesa del Real Fabrica che riesce a salvarsi. Non ce la fa invece Frigerio che scivola sul pallone, se lo porta il fallo laterale. Duello Dani Vega Silon per l'arbitro, intervento in gioco pericoloso di Silon e quindi calcio di punizione per la formazione Real Fabrica. Un po' contrariato Silon, pensava che il fallo fosse stato fischiato a suo favore. Tanto il lancio lungo si perde sul fondo, la rimessa laterale per l'Olimpia con Santoro che va a effettuarla. Attenzione ad Hassan Fakir che aveva trovato lo spazio sulla destra, il lancio però non è stato perfetto, un po' lungo, non è arrivato Hassan. Riparte quindi con la rimessa ora di Relandini. Palla per Frigerio. Frigerio in mezzo per Dani Vega, scambio fra i due giocatori. Poi Sbarra, bravo a saltare il pari numero San, poi però regala la palla a Silon, ancora San Fakir. Il tocco per Rafinha, intercettato da Frigerio. Frigerio va via sulla sinistra. Santoro mette in calcio d'angolo. Primo tiro praticamente pericoloso. Dopo 7,48. Calcio d'angolo per il Real Fabrica, palla recuperata dall'Olimpia con Sinon che prova ad andare da solo, non riesce però a controllare il pallone, forse disturbato, almeno diamo un po' il beneficio dell'inventario visto che è reclamato dall'arbitro. Sento Barra, poi Briglia, passaggio per Dani Vega, il gioco di gambe del numero 10, poi passaggio ancora verso Triglia, Triglia contro Silo, va via bene Triglia, la botta deviata e il pallone in porta, accorcia le distanze Bomber Triglia dopo 8 minuti e 15. E quindi torna in partita la formazione del Real Fabrica con questa rete del suo cannoniere 3-1, è entrato intanto Zacca nelle file dell'Olimpia Rovereto. La palla da Hassan Mufakir a Fusari, lo scambio, poi Rafinha pressa molto ora la formazione del Real Fabrica, sta mettendo un po' in difficoltà la costruzione di gioco delle compagine di casa. Palla per Onzacca, tanto in campo c'è anche Nathan con la maglia numero 9 proprio sotto la nostra postazione. Rimessa per Real Fabrica che prova con Frigerio, deviazione di Rafinha in fallo laterale. Rimessa ancora per Dani Vega, passaggio indietro proprio per Nathan. Nathan che porta il pallone in avanti, un po' di flipper in area dell'Inter Rovereto, poi palla recuperata da Nathan che però non trova la porta, pallone sul fondo, un po' di confusione in campo. Tanto Santoro pronto alla rimessa, vengono dati 4 secondi e quindi punizione a 2 per la formazione del Real Fabrica proprio al limite dell'area. Aveva anche avvertito l'arbitro fischiando prima del previsto, un po' tardato Santoro ed ora c'è il calcio di punizione per la compagine di Lucchetti che sta concertando come effettuarla. C'è Dani Vega che mette il pallone
sulla linea dell'area di rigore, barriera formata da Thiago, Nzaka, Pisari e anche Santoro. Poi c'è Rafinha che oggi con l'assenza di Christel è il capitano. Attenzione ai movimenti, riesce a salvarsi l'Olimpia. Non ha sfruttato al meglio il Real Fabrica questa punizione in diretta. Santoro intanto abbranca il pallone in presa e chiede a Rafinha. Diego Rafinha torna in possesso di palla Dani Vega. Real Fabrica che dopo l'inizio un po' in difficoltà sta premendo molto sul tentativo di intestazione dell'Inter Rovereto, tanto c'è la rimessa per la compagine ospite, anzi si tratta di calcio d'angolo, pallone intercettato da Rafinha, intervento dell'arbitro, non sappiamo cosa abbia fischiato, c'è il calcio di punizione comunque per la formazione del Real Fabrica, ma non abbiamo ben capito cosa ha visto il direttore di gara nell'occasione. Tanto calcio di punizione affidato al rientrante con la maglia numero 21, Pentella, pronto a prendere la rincorsa, passaggio laterale, palla in mezzo, non ci sono compagni pronti sul passaggio di Frigerio, quindi sarà rimesso laterale, ma Sapigno ha visto che si va un po' in manfarata. Time out. Dopo il time out si torna in campo, punteggio di 3-1 per l'Olimpia Rovereto che è scattata dai blocchi con 3 gol nei 2 minuti e 45, poi è arrivato il gol di Triglia per provare a rimettere in scia la formazione ospite. Si riparte con la rimessa a favore dell'Olimpia Rovereto. Passaggio per Santoro da Unzaca, parallela a trovare Rafinha. Rafinha contrastato dal numero 21 Stentella, poi attenzione a Rafinha che prova col sinistro, palla che esce non di molto. Si rivede quindi l'Olimpia dalle parti di Relandini. Porta l'azione, la formazione era Fabbrica. Vediamo Triglia, sempre in lotta con Tiago. Scambio, palla che arriva a Frigerio. Frigerio ancora per Triglia, anticipo, poi Pulgari va via addirittura con un tunnel, ma poi chiude Spentella. Intanto Relandini manda il pallone sul fondo. Pallone che deve essere restituito a Santoro per effettuare la rimessa. Il lancio trova Tiago libero sulla destra, l'uscita, bravo di testa Relandini ad anticipare Tiago che ora effettua la rimessa laterale, passaggio all'indietro per Rafinha, c'è Fusari a sinistra che riceve, Fusari punta l'avversario, poi si accentra, deve tornare indietro perché non trova spazio, allora riparte di nuovo sulla sinistra, sempre attaccato da Frigerio, dietro Rafinha che scambia con Tiago, attenzione perché Trilli aveva indovinato la traiettoria del pallone, non è riuscito però a controllare la sfera e c'è una rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto quando siamo già entrati nel secondo quarto di gara da 5 secondi con la rimessa per Fusari. Fusari attaccato, cerca spazio, riesce a trovare un Zacca a sinistra, deve retrocedere per un Zacca, palla ancora per Fusari, poi Tiago chiuso in fallo laterale dall'intervento di Nathan che quindi permette una nuova rimessa all'Olimpia Rovereto.
Zari scambia con Onzaka, poi però non riesce a raggiungere anche per il disturbo portato da Frigerio. Ancora Nathan, palla larga a sinistra, c'è qua indietro di Triglia per Frigerio, attenzione a Nathan, ancora rimorchio Triglia, palla che viene toccata da una gamba dell'Olimpia, calcio d'angolo per la formazione del Real Fabrica a 10 minuti e 41 di avvio di gara. Nathan a effettuare la battuta al destro, termina sul fondo con Frigerio, fuori Onzacca e Fusari, dentro Silon e Amin Mufakir. Pallone come al solito staziona lontano dall'area per effettuare ora la rimessa con Santoro. Passaggio per Silon, attaccato subito, gioco per Rafinha che va via molto bene a Frigerio. Rafinha, palo, incredibile azione di Rafinha con palla che si stampa sul palo dopo 10 e 55. Ricomincia il Real Fabrica, passaggio laterale per Triglia, Triglia che mette la palla dalla parte opposta dove c'è Nathan, Nathan contro Rafinha, si accentra, pallone per Stentella che poi arriva il pallone al suo numero 9, il tentativo di Nathan senza problemi, la presa di Santoro, Silon dietro per Rafinha, lancio lungo a cercare ancora Silon, troppo lungo però il passaggio, Silon desiste, riparte ancora Real Fabrica in avanti, le finte di Nathan, palla che arriva in qualche modo a Stentella che però poi manda la sfera in fallo laterale con rimessa rossoblù affidata a Rafinha che indica dove mettersi i compagni, poi serve Amin Mufakir. Passaggio di nuovo per Rafinha, attaccato da Nathan, cerca Silon, palla ribattuta da Stentella, Mimi Fakir in body check con Triglia, riesce a far controllare il pallone al numero 16 avversario, la rimessa già effettuata da Thiago per Rafinha. Rafinha a Silon, Silon di tacco per Rafinha, Rafinha che cerca spazio, guadagna però la rimessa perché è arrivato De Vecchio in chiusura, entrato in campo dopo i 3 minuti iniziali, la rimessa di Amin Fakir, attenzione perché l'arbitro sta già contando, passaggio intanto per Rafinha attacco Amin Fakir, bravo lui di sinistra, bravo anche Relandini ad allungare il piede e salvare la propria porta. Rimessa affidata da Amin Fakir, l'arbitro indica dov'è il punto esatto della battuta, poi Silon dietro a rimorchio Thiago, quindi Rafinha che poi viene attaccato con successo da Triglia, chiusura di Rafinha, prende il pallone, un po' di Triglia, soprattutto il pallone, rimessa per la formazione ospite, De Bettio, palla a sinistra per l'altro giocatore rientrato, ovvero sia con il numero 20 Martinez, capitano giallo-nero, palla intanto è uscita in fallo laterale. Sette minuti e 25 ancora da giocare in questo primo tempo, 3-1 il punteggio, la rimessa di Rafinha che chiama Thiago, scambia, attenzione a Mimmi Fakir che prova a liberarsi, palla intercettata da Stentella che scusa, alla respinta da Rafinha in fallo laterale. Funziona il passaggio, arriva penso Silon, infatti è calcio d'angolo. Tanto Silon ad arrivare in anticipo sugli avversari, intanto dentro Fusari al posto di Rafinha che negli ultimi minuti era un po' stanco perché sono due passaggi di fila sbagliati, è difficile vederli da Rafinha. Intanto corner per la formazione Real Fabrica, tocco in mezzo, poi Silon esce, non si sa da dove, intanto parte Fusari, chiuso, il tackle è scivolato da Stentella, cambio di
felicitazioni sia a Fusari che Stentella, ovviamente è stato bravo a chiudere senza commettere fallo. Calcio d'angolo, Silan Fusari, miracolo di Relandini che poi para per la seconda volta. Incredibile, si era un po' addormentata la difesa del Real Fabbrica sul corner. Recupera Thiago, però non riesce a combinare, attenzione al lancio lungo per Triglia, che non aggancia nemmeno lui. Ora Thiago, Bazzanella, e qua all'indietro per Amin, poi Fisari, ancora Bazzanella, scambio con Fisari, a sinistra c'è Thiago, a destra Amin, in mezzo Bazzanella che viene servito, Bazzanella largo per Thiago, Thiago dietro ancora per Fisari, 6:18 al termine, Fisari si accentra, c'è Amin a destra che riceve, poi chiuso in fallo laterale da Priglia. Quindi sarà rimesso laterale per l'Olimpia Rovereto in fase d'attacco, con Amin Fakir ad effettuarla, passaggio all'indietro per Fusari, alla larga per Thiago, Thiago controllato da Martinez, appoggia ad esterno a Fusari, quindi Amin Mufakir, Fakir mette la palla ancora su Thiago che non riesce a controllarla bene, tutta la palla al Real Fabbrica con Triglia che ha passato all'indietro. Il lancio in avanti di Martinez, ancora per il bomber del Real Fabbrica, attaccato da Mimmo Fakir, tocco esterno, funziona al sinistro di Stentella, deviazione con la punta del piede di Santoro, calcio d'angolo, fuori Thiago e rientra Rafinha, il Real Fabbrica 5:37, un'altra occasione in avanti, è rientrato anche Frigerio nelle file giallo-nere, funziona al corner. Il tocco è stato ancora di Santoro che ha anticipato Triglia, ancora il corner che tolta indietro, la botta di Frigerio, ancora una doppia deviazione, l'ultima di Rafinha. Rimane quindi in possesso in attacco la formazione del Real Fabbrica che va con Martinez a effettuare la rimessa. Attenzione il movimento sempre di Triglia, poi arriva Pentella, Triglia, in qualche maniera Rafinha, poi Santoro, lancia Bazzanella, c'è libero Fusari, lo serve però quando è rientrato anche Stentella, poi attenzione a Fusari, chiuso ancora una volta dal numero 21 giallo-nero. Tocca all'indietro la figlia col destro, centrale, senza problemi a Relandini. Martinez per Stentella. Il passaggio in avanti intercettato da Fusari, palla che batte fra due gambe, poi finisce direttamente a Santoro, fuori Amin, dentro San, cambio in famiglia, cambio anche nelle file del Real Fabbrica, palla intanto affidata da Martinez dietro al numero 10 Dani Vega, il tocco per De Betio in parallelo ancora per Dani Vega, il destro che taglia tutta l'area, palla larga, Hassan Mufakir avvisato del pericolo da mister Sapini. Si riparte con la rimessa di Santoro che appoggia Rafinha, dietro per Hassan, Mufakir trova Bazzanella, Bazzanella lancia in profondità ma non ci sono compagni, quindi può ripartire la compagine del Real Fabbrica. De Bettio scambia con Martinez e con anche Dani Vega in prima battuta. Attenzione al lancio largo, non sappiamo sì, per l'Olimpia. Passaggio in avanti per Basanella, chiuso da De Bettio, rimessa per l'Olimpia, sempre Basanella dietro, sbaglia però a effettuare la rimessa, forse non sulla riga perfetta, quindi controcambio con De Bettio, tocco corto per Dani Vega, palla larga, lo scambio era il numero 10 in possesso di palla, riceve la sfera e poi lancio in avanti per Triglia che viene, anzi no, si tratta di
Giove, entrato in campo, fallo di Fusari, terzo fallo dell'Olimpia. Punizione affidata a De Bettio. 4 minuti ancora in questo primo tempo, 3-1 il punteggio. Tentativo di Dani Vega, non trova però compagni sulla destra e rimessa per l'Olimpia Rovereto. Attimo un po' di stanca della partita con errori sia da una parte che dall'altra. Fusari che scambia con Rafinha, poi Hassan Mufatir, il tocco per Fusari, di prima per Bazzanella, anticipato da De Bettio, attenzione al tentativo di Dani Vega, chiuso da Fusari, poi Bazzanella c'era fino a sinistra, non l'ho visto Bazzanella, era tutto libero, provato dalla Fusari, però pallone imprendibile per il numero 77. Attaccato Giove da Bazzanella, la palla arriva a Relandini, che appoggia il pallone largo, poi Rafinha in duello con l'avversario, ancora Rafinha, la chiusura ancora di Relandini, poi di nuovo Rafinha in mezzo, chiuso Bazzanella. Olimpia che non riesce quindi ad approfittare delle occasioni. Pisari largo per Hassan Mifati, il tocco di Bazzanella, palla recuperata dai gialloneri, poi Bazzanella va a riprendersela. L'ultimo tocco è stato di un giocatore giallo-nero, Santoro che rilancia lungo e con perfezione su Rafinha. Rafinha attaccato da Sbarra, palla che finisce fuori, il tocco indietro per Fusari, poi Hassan, ancora Rafinha, palla larga per Bazzanella, il giro di Bazzanella, la destra addirittura di Bazzanella, la buona guardia ancora Relandini, rimessa per l'Olimpia, sempre Bazzanella che sta piovere il pallone, ci prova a Sami Fakur, sinistro al volo che però termina in fallo laterale, che è un po' attorcigliata anche la mia lingua, è uscita fuori una frase un po' strana, insomma, che sicuramente nessuno avrà capito. Intanto riparte la formazione del Real Fabrica, palla arriva a Sbarra, che scambia con Giove, poi Martinez non riesce ad agganciarla, rimessa ancora Olimpia, il tocco di Rafinha, poi Fusari, rilancia in avanti, recupera palla Sirion, rientrato, e poi arriva in tempestiva scivolata Martinez che anticipa Fusari, Hassan Mufakir per Silon, Silon largo per Rafinha, arriva a sinistra e riceve Hassan chiuso dal solito Sbarra, rimessa però per l'Olimpia che rimane in attacco con 2 minuti e 3 da spendere di questo primo tempo. Indietro il pallone per Silon, Silon largo ancora per Rafinha, Rafinha attaccato, Silon col mancino, palla larga, 1 minuto e 54, il punteggio ancora fermo praticamente da 11 minuti. Dopo il gol di Triglia del 3-1 non ci sono state più marcature. Martinez va a lanciare Giove nello spazio, scusate il gioco di parole, il pallone intanto cambia continuamente il proprietario, poi Stilon trova la deviazione, il calcio d'angolo, che sarà rimessa laterale con Silon, è rientrato intanto Triglia, passaggio all'indietro per Hassan, quindi passaggio in profondità di Tiago, dentro in corsa tra Hassan e Triglia, palla che arriva intanto a Tiago sulla destra, poi Silon, quindi Mufakir, Rafinha da Hassan, ora Rafinha per Hassan, a girare palla all'Olimpia Rovereto, tanto Silon riesce ad addomesticare il pallone, serve Hassan Mufakir che però sbaglia il passaggio, intercettato da Martinez, palla larga per Triglia, chiuso da Rafinha, ancora Triglia, duello 6-2, poi la palla arriva a Tiago che allontana il pallone il più possibile,
momento un po' di confusione e quindi ancora il Real Fabrica a provare con Triglia che viene chiuso da Rafinha, palla ancora in fuori laterale, di nuovo cambio in famiglia, rientra Mina e Shafran, rimessa già effettuata, si porta in avanti probabilmente per gli ultimi tentativi la compagine del Real Fabrica, governa bene il pallone Triglia, lo appoggia a Martinez che però lo dà a Rafinha, Rafinha Silon, attenzione ad Amin libero, poi Silon prova di sinistra ma non riesce ad inquadrare di poco la porta, rimessa larga ancora per Capitan Martinez, si accentra al numero 20, poi appoggia il pallone largo. Abbiamo l'iniziativa da parte del giocatore Triglia, poi palla che arriva a sbarra, finisce giù l'attacco di piade, si pensa un po' l'arbitro, calcio di rigore per il Real Fabrica. A 2 secondi dalla fine, incredibile. Qualche protesta in campo, porta, rientra Ceschini per provare a disinnescare il rigore del Real Fabrica e potrebbe rimettere più vicino l'affermazione di Lucchetti. Ancora un po' di polemiche prima del rigore. Vediamo chi sarà ad incaricarsi. Dovrebbe essere Martinez, almeno il giocatore che ha il pallone in mano, sta aspettando che tutto si metta a posto. Era conciliaboli tra i giocatori in campo. È pronto Martinez, pronto anche Cestini. In questa azione si chiuderà anche il primo tempo. Vengono spostati ovviamente i giocatori troppo vicini. Vediamo se tutto è pronto, se lui ha un bel da fare per mettere tutti a posto. Pronto Martinez, pronto Cestini, 2 secondi al termine. Vediamo se finalmente si può andare al penalty. Pronto Martinez, 3-2. È stato Ceschini, il secondo alla fine. Quindi partita che si è completamente riaperta dopo il rigore realizzato dalla formazione ospite. Suona la bossina, come dicono in Spagna, noi ci risentiamo per il secondo tempo sul punteggio di 3-2 per l'Olimpia Rovereto.
Per il secondo tempo, Olimpia Rovereto e Real Fabrica, partita diciamo ai due volti, perché partita benissimo la formazione di casa con 3 gol in 2 minuti e 45 secondi, anzi addirittura in 43 secondi, poi però rimesso in avanti la testa la formazione di Lucchetti, prima accorciando le distanze al 9 minuto con Triglia e poi proprio a 2 secondi alla fine guadagnando il rigore trasformato da Martinez e quindi riapre in effetti il match dopo l'inizio bomba dell'Olista Rovereto, quindi partita tutta da vedere che oggi nonostante San Valentino carnevali vari è molto subito a seguire il match al Pala Marchetti. Quindi si riparte con l'Olista Rovereto alla battuta del primo del gioco con Stidon. Aspettando il via degli arbitri, completano il quartetto Pisari, Thiago e Rafinha, praticamente quindi confermato con il giocatore tra i pali. Il quintetto iniziale anche della prima frazione di gioco dalla parte opposta Triglia, poi c'è il numero 11 Frigerio, il 7 il Parra, il Gambino da Nuta dei pali 22, poi vedo qui il numero 15, questi i 5 scelti da Lucchetti. Lancio lungo, prova Piago di testa addirittura quasi fino all'autogol, lancio in avanti di Santoro, l'anticipo di testa da parte di Frigerio, finisce laterale per la formazione di casa ed è Rafinha che intercassa la rimessa, vediamo Pisari largo a sinistra, palla che arriva a Thiago, eccolo Pisari, spazio per prendere la sua velocità, nuovo Rafinha, Filon, vuole il pallone, finta, però limita il tiro di via, in mezzo al palo laterale, palla che rimane in possesso dell'Olimpia, 42 secondi andati in questo secondo tempo. Rafinha in avanti per Filon, Milan ancora largo per il proprio capitano di oggi, questo di Desafio, palla recuperata Thiago, poi di nuovo Silon per Rafinha, Rafinha ancora per Thiago, poi Scusari, questo lo scambio di Scusari, e il fallo è il giallo per Triglia. Praticamente il primo fallo di tutta la partita questo della fabbrica. Nel primo tempo è rimasto con il tabellino dei falli immacolato, mentre l'Olimpia ne ha selezionati 3. Difesa di Fusari che serve, la punizione di Fusari che serve Rafinha, poi largo Thiago, di nuovo Fusari che cerca la fuga sulla sinistra, trova 2 ostacoli, il primo lo salta, il secondo lo frena, poi Scilone, questa confusione, palla che batte su tutti i tiri possibili, l'ultimo è di giocatore della formazione ospite, quindi rimessa dell'Olimpia affidata a Thiago, palla in mezzo, intercetta Triglia, ancora Thiago, e finisce qui. E attenzione perché Triglia appena ammonito, il cartellino rosso è scritto proprio in avvio di gara Triglia della difesa, ancora un incredibile cambiamento in questa gara che continua a riservare sorprese. Secondo fallo, secondo giallo, ed espulsione per Triglia, si ripartirà quindi dal calcio di punizione la superiorità numerica dell'Olimpia Rovereto che avrà in questo tempo 2 minuti ovviamente di superiorità numerica della formazione del Real Fabrica in caso di gol diciamo noi, rientrerà il quinto giocatore del team di Lucchetti. Intanto Rafinha per Amini Fakir, poi cambia con Silvan, ancora Rafinha di nuovo Sio, si trova Fakir libero, palla
dato di sinistra, e la parata di Relandini che l'ha presa in un posto prima non proprio comodo da prendere, va a aiutare a rialzarsi a Mini Fakir. Vediamo se Relandini riprende, ovviamente deve fare un po' di esercizio di respirazione, perché è riuscito ancora una volta a chiudere molto bene sugli attaccanti. Giocatore giovane ma che è molto proprio forte e difesa della sesta. La figlia intanto scambia con Steven, doveva essere per una partita intercettata prima il giocatore Martinez e poi ha tentato anche Frigerio, ma ancora l'Inter per intercettarlo, di nuovo palla per i Fakir in mezzo a Rafinha e non serve tirare potente quando al piede di Rafinha il colpo di Velluto si infila al 4-2 dopo 1 minuto e 59, quindi dura in America per 34 secondi. Si riparte, è rientrato in campo ovviamente il quinto della formazione giallo-nera, non c'è più Triglia che non può più rientrare, il numero 9 Nathan che bravo ora a liberarsi di Shilon, sulla sinistra trova Martino, non lo fa passare. Cambio di idee tra Shilon che è andato in difesa dei compagni più giovani di Martino. Riparte quindi no, più due l'Olimpia, non continua ovviamente molto quella pressione come nel primo tempo la compagine di Lissetti dopo la partenza shock dei tre gol in pochi secondi. Controllo di Amin, Vito Fusari, non c'è nessuno a destra, guarda, dietro la figlia, ancora Amin, cambia, il per Rafinha, invita ad avanzare i compagni, tenta poi per Fusari, cambia marcia sull'attacco di Nathan, ancora Fusari, Rafinha, il tocco per Silan, Silan di nuovo per Rafinha, Rafinha col palo, numero 2 della partita. Intanto Amin Fakir riesce a mantenere il pallone e darlo a Silan, poi Fusari che deve tornare indietro per riavviare il nastro e ripartire. Palla al piede, un tocco largo per Amin, Amin Fakir contro Nathan, la punta cerca ancora di scavalcare l'ottario, guadagna la rimessa. Era un palo per Rafinha, è donato lui oggi, di solito è Fusari, invece oggi è Rafinha che ha colpito 2 volte il legno. Filon, attaccato da Nathan, Filon la mantiene e poi la dà da Mimmi Fakir, tocca lì dietro per Rafinha. Rafinha per Fusari, poi di nuovo Filon, fischio dell'arbitro, fallo fischiato all'Olimpia, primo fallo della ripresa della formazione rossodina, non è d'accordo Fusari, entra intanto Bazzanella per Silon, aspetta la palla ancora all'Olimpia, Fusari dietro per Rafinha, in avanti Rafinha, finta poi il tocco per Fusari, Fusari contro Frigerio, Fusari se la dà di nuovo a Rafinha, tutta spazio all'Olimpia, per ora chiude bene il muro del Real Fabrica, di nuovo lo scambio con Rafinha e Fusari, Fusari con 2 avversari da saltare, allora di nuovo dietro Rafinha, poi Basanello in mezzo, di nuovo Fusari, Rafinha perde il tackle con Frigerio, poi Torami che viene messo giù da Nathan, terzo fallo, già battuto la punizione dell'Olimpia, arriva De Bettio in fretta e furia a chiudere l'eventuale attacco dell'Olimpia mandando il pallone in fallo laterale. Tanto Amin Fakir, poi Rafinha, attaccato con successo da De Bettio e Bazzanella, di tutta la palla a Rafinha, ma va di nuovo involontariamente a De Bettio, che scambia con Martinez, di nuovo De Bettio che prova col destro, allunga il braccio destro Santoro, mette il pallone, credo, in calcio d'angolo,
all'uscita proprio lì nella zona della bandierina che non c'è, del vertice dell'angolo. Tanto Bazzanella ha intercettato il corner, e quindi si riparte da Relandini, cambio Frigerio De Bettio, poi lancio in avanti ancora per De Bettio, pallone che è rimasto in campo, per Nathan che prova a girarsi, va giù, perché il fischio dell'arbitro, munizione per Hassan, c'era ancora un calcio di punizione a favore della formazione del Real Fabrica. Si torna con un'altra punizione da vicino all'area di rigore a favore della Real Fabrica. Piazza la barriera Santoro con San Fatir, Pisari e Tiago, che era figlia anche delle vicinanze, un po' più spostato. Il punto di battuta Martinez che ha realizzato il rigore del 3-2. C'era qualche discussione con i compagni per trovare il Pertugio, andare davanti alla porta, c'è Frigerio e anche Dani Vega, che poi si allontana. Fischio dell'arbitro, Martinez largo, Dani Vega sul secondo palo, Frigerio non inquadra la porta da ottima posizione. Va bene che stavolta l'Olimpia, l'occasione tanto di testa a Relandini, ancora una volta anticipa tutti. Il facile Tiago, la terza per un attimo, poi recuperata, quindi Rafinha ancora per Tiago. Hassan, attaccato da Nathan, palla di nuovo per Tiago, quindi rilancio di Santoro, provare a trovare Rafinha, però messo il radar il difensore giallo-nero Dani Vega, che ha fermato il tutto, riparte ancora il Real Fabrica. Pines largo per Dani Vega, chiuso da Tiago, che manda la palla in calcio d'angolo. 5 minuti e mezzo andati in questo secondo tempo, che vede l'Olimpia avanti 4-2. Ricordiamo che non potrà usufruire più di triglia il Real Fabrica per l'espulsione dopo la munizione intanto ad Sami Fakir che ruba palla, ancora il fischio dell'arbitro che ha visto il fallo di Sami Fakir, incredula sia la tribuna che i giocatori in campo, intanto però sono 3 falli a testa. Si riparte col calcio di punizione, quindi per il Real Fabrica, che però si mette troppo, 4 secondi, che praticamente dà la possibilità della punizione a favore dell'Inter. È una partita veramente che ogni tanto fa succedere qualcosa di strano. Pronto a Sammy Fatire, attenzione perché ovviamente adesso non deve aspettare troppo l'Olimpia. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Mufatir, il sinistro, palla che non so se è stata deviata, ma infatti non è dato il calcio d'angolo, quindi rimessa al fondo di Relandini. Mm, Non so se è uno schema che deve fare con Tiago, perché Tiago aveva visto che aveva cercato di andare sul pallone, poi non è riuscito, intanto Frigerio di prepotenza, ma si porta il pallone a fondo campo, poi a Sammy Fakir per Tiago, Tiago di nuovo dietro la San, si intende con il Zaka che stava retrocedendo e quindi rimessa laterale ora per Real Fabrica, inizia un po' gli errori da una parte e dall'altra, infatti anche la rimessa, bravo però Nathan ad aver capito l'anticipo e recuperare il pallone in traversuria, di nuovo De Bettio, poi il contrasto di Onzaka che manda il in fallo laterale sul tentativo di Frigerio, una faccia al pallone da parte di alcuni bambini, ovviamente
deve rientrare in campo la sfera per la rimessa affidata a De Becchio, tocca all'indietro per Frigerio, attaccato da Onzacca. Frigerio trova la deviazione ancora di Onzacca, rimessa laterale. Frigerio che si lamenta forse che i compagni che non si erano liberati al meglio. Pallone intanto per Relandini che fa spiovere la sfera direttamente però al collega Santoro. Santoro che rilancia subito in direzione di Thiago con perfezione. Thiago di testa però non trova l'assist per Onzacca, recupera palla il Real Fabrica, si spinge in avanti di prepotenza con Dani Vega, poi chiuso De Becchio in sale laterale da Bazzanella. 6 minuti e 36 trascorsi, 4-2 per l'Olimpia Rovereto, rimessa laterale per il Real Fabrica che va a effettuarla con DDT, attenzione al movimento il sinistro di Frigerio che però manda il pallone alle stelle con rimessa per l'Olimpia Rovereto dal fondo, appena ritornerà il pallone in campo, affidato a Santoro. Rimessa di Santoro, ancora una volta lunga a cercare Bazzanella, riesce ad anticiparlo Relandini, molto veloce a riuscire sugli attaccanti dell'Olimpia. Scambio largo Frigerio per il giocatore di squadra sulla sinistra, che dovrebbe essere Dani Vega, infatti è lui che calcia il pallone, si termina ancora una volta sul fondo. Ormai il settimo minuto che sta per scadere, entrato in campo Sbarra nello stile del Real Fabrica. San largo per Bazzanella, si muove un Zacca, ancora San che tocca per Thiago, rilancia ancora per Bazzanella, per Benaguardia e Becchia. Il Zacca recupera e serve a San Fatir dietro a Thiago. Thiago che dà la palla ancora a Santoro, un po' indeciso, poi trova San di partire a sinistra, questo per Anzata, attaccato, rischia Anzata, pressing del Real Fabrica, rilancia ancora di Santoro per Assan, si trattengono entrambi, poi l'arbitro fischia contro De Becchio, calcio di punizione per l'Inter Vereto e quarto fallo del Real Fabrica. Vediamo un po', è unito quindi anche il numero 15 del Real Fabrica, ricordiamo espulso Priglia, viene spostato di 48 centimetri per effettuare la battuta del calcio di punizione, c'è ovviamente lo specialista Silon, poi anche Hassan Fakir, Cesari indica ad Onzacca dove deve mettersi, abbiamo solo il fischio dell'arbitro, 12:25 al termine, vediamo un po' cosa succede. Cosa di Assange finta, poi Filo, poi Cesari! Tema nuovo, che torna al gol su punizione, dopo 7:37. Con Cesari che infila il quinto gol dell'Olimpia, 5-2 punteggi. Si aspettavano probabilmente perché Simon di solito quando il primo compagno fa la finta poi va a tirare lui e di solito segna, questa volta però Simon ha dato la palla a Fugari, è stato altrettanto bravo a segnare. È ripartita intanto la partita, è entrato a Mini Fatino nelle sue RSD, ovviamente è il fratello Stan, che tiene un Giacca che duella con Dani Vega, però a intervenire Simon è meglio per ancora la difesa giallonera che prova ad andare avanti con il veloce Nathan che riesce a saltare Thiago, poi però non riesce più a controllare la sfera che sarà ora preda di Santoro per la rimessa in gioco, si avvicina a Silon e riceve lancia in avanti di Silon a cercare a Min che però viene controllato da De Becchio che sarà rimessa dal fondo per Relandini che le dà la palla larga con quella del Becchio che riceve da Davide. Spinge sulla destra del Becchio con velocità, schiso da Thiago, uscita di Santoro, riesce a dire di no al tentativo del numero 15. Per Stilen,
poi cambio con Thiago, prova un po' a rallentare l'Olimpia, per il passaggio per Santoro, poi Amin per Silon, ancora Thiago, Nzaka riesce ad andare via, Nzaka, prova di punta, però Relandini è lì ad aspettarlo, e affida subito il pallone largo sulla sinistra, deve essere Sbarra il giocatore che continua a trovare spinte e famiglie infatti non capito però mette il piedino e manda il fallo da terra. Tornano in campo le squadre dopo il time out richiesto da mister Lucchetti, qualche problema per qualche casacca che veniva spostata prima del limite, ho sentito, si riparte quindi con la rimessa a favore del Real Fabrica di cui va ad incaricarsi il numero 23, poi lascia a sua volta Dani Vega, Kambic che è entrato in campo. L'Olimpia ha già affrontato sicuramente in Serie B contro il Palmaneri, tanto imposta l'azione, la formazione di Lucchetti, col quinto di movimento abbiamo adesso appunto la novità nello stile del Real Fabrica. Dani Vega che appoggia largo d'obiettivo, tentativo di Frigerio, guadagna la rimessa laterale, quindi rimane in possesso palla il Real Fabrica, ci stiamo avvicinando all'ultimo quarto di gara, alla dietro per Dani Vega, poi largo scambio attaccato da Rafinha, riesce in qualche modo, poi però manda il pallone fuori, deve andare in porta, non arriva a Relandini, ma non è servito, intanto il pallone è finito a fondo campo, per poi del movimento che è fatto da Martinez, proprio Scilon intanto in campo, anche Relandini rimane tra i pali per il momento, quindi riparte l'Olimpia con Scilon che scambia con Thiago, poi largo per Rafinha, un tipico di Debetia, il Frigerio attaccato da Fisari, palla indietro per Dani Vega, pallone ancora largo, rientra intanto Martinez, ancora Dani Vega che scambia con Frigerio, quindi Debetio prova a pressare l'Olimpia, riesce a liberarsi bene però il Real Fabrica sulla sinistra, attenzione perché sul secondo palo era libero Dani Vega, non è riuscito però ad arrivare in passaggio da parte del compagno di squadra, quindi l'occasione è sfumata, è stato Kandic, proprio il giocatore che era posizionato a sinistra, mentre Zaka e Silon non riescono a completare la trasmissione del pallone, infatti era quella rimessa a favore per la Real Fabrica con 13 secondi in cui siamo dentro nell'ultimo quarto, quindi 9,47 al termine dell'incontro e che l'Olimpia è in vantaggio per 5-2, dove l'Olimpia è in vantaggio per 5-2. Poi il processo adesso Frigerio che poi cicca il pallone, chiuso da Frisario, rimpalla il pallone sull'ex Olimpia a Verona, nella rimessa intanto di Santoro a pescare Monzata che guadagna la rimessa laterale perché l'ultimo tocco è stato di Dani Vega, non è d'accordo il numero 10, intanto è già ripartita l'Olimpia con Fisari che tira la palla a fiato, da questi a Silon, palla indietro, però dove non ci sono compagni,
deve recuperare la palla un Zaka. Vediamo. La rimessa però è per l'Olimpia, quindi c'è stato l'ultimo tocco da parte di un giocatore giallonero, avevamo un attimo oscurato la zona e quindi non siamo riusciti a vedere bene quello che era successo. Intanto Sinan prova a buttarsi a recuperare il pallone, era meglio però Dani Vega che prova la puntata di destra, palla che passa non molto distante dal palo alla sinistra di Santoro. Pisari, palla per Silan, per Pisari, indietreggia Thiago, palla verso Nzaka, che riesce a tenere il pallone in campo. Pilon pensava che Nzaka andasse in avanti, invece era tornato indietro, ha provato per recuperare Pisari, intanto di nuovo portiere di movimento, attenzione però per Pisari ha recuperato il pallone su Pisoria, Pisari che prova, tiro respinto proprio davanti alla porta da parte di Giubecchio che professa dal pubblico non mi sembra che l'abbia pensato con il braccio, non ho visto neanche protestare i giocatori dell'Inter, che erano più vicini. Quindi si riparte ancora con punto di movimento per la formazione di Lucchetti, prova De Bettì a sfondare la destra, respinge Santoro, poi chi non ci trova la casa sua, la spalla però prende la strada indesiderata e termina a fondo campo, rimessa ed effettuata da Martinez, poi ovviamente ad impostare va Dani Vega, quindi Frigerio, servito De Bettia, quando la palla però è già uscita dalla linea laterale, sarà rimessa 8 minuti ancora da giocare in questa partita, rientrano esce Nzaka, fino non è rientrato perché era già dentro, c'è Spisari, Rafinha e Thiago, quindi il quintetto che si ricompone dell'Olimpia, attenzione a Rafinha attaccato, rischia un po' sul passaggio indietro in porta Santoro che poi dice di no a Dani Vega che tira da 1 metro, ma trova pronto il portiere dell'Inter Rovereto a salvare. Qualche imprecisione nei passaggi da parte dell'Olimpia hanno portato tu per tu Dani Vega con Santoro, cioè ben districato il portiere è arrivato sala consilina di Ostini all'Olimpia. Vedrete tanto il passaggio in avanti non viene intercettato da Silon che ora lascia il campo a Festini, il campo anche Lorenzo Festini, tanto la figlia prova a ridare palla, però trova la chiusura da parte di Kandic, che si lamenta con l'arbitro, era corner per l'Olimpia, c'è ancora tra i pali, diciamo, Martinez, ecco, l'Inter ha detto prendiamo un po' il pallone, Cristina Raffigna, poi Thiago manda il pallone ancora verso Cristina, c'era termina a fondo il fallo laterale, sarà rimessa per la formazione del Real Fabrica con la battuta di Frigerio verso Dani Vega. Vega che lancia per l'obiettivo, lo scambio intercetta Rafinha, poi si trova addirittura Santoro e c'è gol anche per Mattia Santoro con un piattone chirurgico, l'ha messa nella porta sguarnita e a 13-18 porta sul 6-2 l'Inter Rovereto. Si riparte con di nuovo il formatore della fabbrica che portiere di movimento, cambio tra Frigerio e Gianni Vega che poi allarga proprio per Martinez, il numero 10 in possesso, scambio che continua fra 10 e 20, ora arriva De Bettio che però manda il pallone dove non ci sono compagni, si arrabbia un po' che i compagni non si sono mossi, rinuncia per l'Olimpia. Palla per l'autore dell'ultimo gol Santoro, tocca all'indietro per Thiago, poi Rafinha che va via da Vega con il pallone, ma poi non trova lo spazio per superarlo anche col corpo. Vediamo Dani Vega che
si tocca all'indietro per Kandic, poi De Bettio, quindi Nigeria che serve di nuovo il proprio numero 10, palla larga, la puntata provata da Kandic che però non trova la porta, poi libera Thiago, pressato da De Bettio, abbiamo in possesso palla Real Fabbrica per un altro attacco in power play, attenzione a Fusari che trova anche lui, niente da fare questa volta, pallone esce da prestare ovviamente a Rafinha per rallentare l'impostazione, intanto De Bettio, poi Thiago mette in fallo laterale, tentativo di bustamento sulla sinistra da parte di Frigerio. 5:32 ancora da giocare, 6-2 per l'Olimpia, che era stata riavvicinata nella finale del primo tempo da Real Fabbrica, poi però ha riallungato il passo, anche se comunque bisogna sempre andare con le molle nel calcio 5 perché è un po' lo sport del diavolo, succede sempre di tutto, anche quello che non ti aspetti. Ancora l'impostazione affidata a Martinez e Dani Vega, poi Dani Vega allarga per Kandic, mette il pallone in mezzo, potente, deviato, rimessa laterale, ancora in fase d'attacco. 5 minuti esatti mancano al termine del match. Sarà, come abbiamo detto, rimessa per Real Fabbrica, va a incaricarsi De Bettio, palla indietro per Capitan Martinez che poi affida il pallone e scambia con Kandic, di nuovo Kandic, palla indietro, Martinez gira su De Bettio, la parallela, attenzione, fugge a Frigerio il pallone, rimessa per l'Olimpia, cambi con Amine, Mufatire e Bazzanella in campo, rimessa di Rafinha per Festini, Festini quindi è rientrato, scambio ancora con Rafinha che da lì dietro a Santoro, poi Amin, Festini che prova di lanciare i compagni, pallone con il fallo laterale, quindi nuova occasione per portieri di movimento del Real Fabbrica, il rientro in campo di Martinez, di Olivera che va a effettuare la rimessa e la serve proprio al compagno numero 20. Poi Frigerio scambia ancora con Martinez, Martinez dice schema 5, poi va da solo, il pallone che esce in fondo, Santoro in tuffo, ovviamente pallone allontanato dalla porta per permettere i cambi alla formazione del Real Fabbrica e fa rientrare tra i pali Rolandini. Santoro quindi pronto ad effettuare la rimessa, viene per Bazzanella, Bazzanella poi dietro a Rafinha, Rafinha ancora a Bazzanella, indicato Amin, cerca lo stesso Amin, ora bravo Rolandini che fa un po' anche il libero della propria squadra, anche se un ruolo che non viene considerato nel calcio a 5, visto che si tratta di centrale. La rimessa intanto di Rafinha per Festini, poi Amin fa più in parallela su Bazzanella, Bazzanella passato da Kandic, poi Rafinha perde per un attimo, poi recupera il pallone, ancora Amin che scambia con Festini, il pallone ancora sparaventato alto e questa volta anche largo, rimessa quindi per la formazione giallonera che si riporta in avanti col punto di movimento, anzi non lo fa più perché la palla è uscita, Thiago vuole velocizzare, trova Fusari in campo aperto, Fusari contro Relandini, Fusari allarga un po' il compasso, chiede scusa ai compagni, non è riuscito a finalizzare un'azione che sembrava propizia. È stato anche bravo Relandini a farlo un po' andare fuori strada. Ancora Fusari all'indietro per Santoro, 3:20 da giocare con l'Olimpia avanti 6-2, lancio lungo in testa Dani Vega, poi De Bettio alla larga per Kandic, attaccato da Rafinha, Kandic chiuso da Festini in fallo laterale. Rimessa ancora un portiere di movimento per la formazione di Lucchetti, palla per Martinez, poi Dani Vega attaccato, che termina ancora in fallo laterale, squadre evidentemente sono un po' stremate,
sbagliando un po' troppi passaggi, intanto Barzanella in avanti, il tipo su Chemotti, esordio 2 liti per Chemotti, numero 11 della formazione dell'Inter Rovereto, che prova subito a innescare la velocità sulla destra, chiuso, palla recuperata dai giocatori laziali con Frigerio che appoggia il pallone, il tacco, il Candic, e ancora Frigerio, neanche in avanti a cercare Candic, fa sfilare a Migna Lupacchier, rimessa per l'Inter Rovereto, fidata proprio a Chemotti, poi Festini, dentro con tre giocatori che fanno parte anche dell'Under 19, intanto pallone finisce il secondo campo, era rimessa per la formazione di casa, con Chemotti ancora la battuta, riceve Santoro, 2 minuti e 12 ancora da giocare, viene avanti Santoro, largo per Amin, poi Festini che scambia con Bazzanella, di nuovo dietro per Amin, poi Chemotti largo, prova a sprintare Festini, riesce però a governare il pallone e termina in laterale, di nuovo quinto di movimento e quindi alle stazione ferroviaria con tutti i cambi dei giocatori in campo, da parte ovviamente di chi difende nello scambio da Vega che ha ricevuto da Martinez alla larga per Sandic tornato a sinistra, era il tentativo di Dani Vega, Martinez Capi, poi di nuovo Frigerio per Martinez, bene era il pallone, la posizione del Fabbrica, 1 minuto e mezzo ancora, il Frigerio dietro per Dani Vega, Castiglierio, palla in mezzo, il tocco di Cambi, poi la palla indietro per Dani Vega, largo su Martinez, rimorchio Dani Vega, palla alta, 1 minuto e 8 secondi, 6-2 per l'Inter Rovereto, 4 falli per Real Fabbrica, 3 formazione di casa, si riparte con la rimessa di Santoro, 68 secondi da spendere, rilancio a cercare Bazzanella, attaccato con successo da Dani Vega che cerca il destro, deviazione di Bazzanella, palla che va in fallo laterale, fuori Chemotti, fuori Bazzanella, dentro Thiago e Rafinha, fuori anche a Mimmi Fatier. Scusare Thiago e Rafinha, rimasto in campo Festini. Scusari prova a disturbare, palla recuperata da Festini che però viene rimontato da Candic, rimesso laterale era cambio perché il pallone era indietro da battere. Inizia quindi con la creazione del Fabbrica, 51 secondi ancora, Rebecchia in processo di palla, largo per Frigerio, ancora lo scambio con il numero 15, poi Nathan entrato in campo anche lì per quest'ultimo minuto di gioco, palla intercettata da Rafinha, poi bravo Nathan a recuperare il pallone, servirlo di nuovo a Martinez, ora Frigerio, la larga per Candic, attaccato da Fusari, rimessa laterale per l'Olimpia, già battuta. Poi Cestini che aveva visto il portiere ancora assente, ha tentato di scavalcare per lanciare verso la porta, ma ha trovato la deviazione di un difensore. 20 secondi ancora, ormai garriscono le bandiere sulla tribuna dell'Inter Rovereto che torna al successo dopo l'immeritata sconfitta di Padova e ora il campionato diventa sicuramente molto affascinante visti i risultati di oggi, la Sicilia che si è compressa in modo clamoroso, l'Olimpia che quindi si riavvicina alle zone nobili, intanto c'è il destro di Duca Santoro, quindi gol per Martinez che fa così doppietta a 19,54 terra che ha beffato Santoro. Il 3 possiamo chiudere il set, suona la sirena
termina l'incontro, grazie, saluti tra i giocatori, l'Olimpia torna alla vittoria vinto 6-3 con la battuta di Silogno, il gol di Tiago Rafinha Fugari